Riportata nuova vita alla cava di Isolona d'Orero, recuperati il baraccun e l'ingresso del sito estrattivo. Sarà uno spazio per attività ricreative e incontri. Nel futuro sono previste attività didattiche. Oggi sabato quasi estivo e tanta gente in spiaggia, a Moneglia 25 gradi. Intanto i sindaci del territorio tratteggiano un bilancio al rientro dalla Fiera Internazionale del Turismo. 130 commensali hanno contribuito a sostenere il restauro del lato nord del santuario di Sant'Antonio a Chiavari. Importante la collaborazione tra volontari, coristi e l'Anfas Tigullio Est. Siamo fatti diversi perché siamo poesia, è la storia di Anna affetta da sindrome di Down, raccontata a Chiavari dal papà Guido Marangoni, un inno alla diversità che rende uniche le persone. Antonio Cassano ha dato l'addio al calcio, doccia fredda per i tifosi della Virtus Entella dopo che il calciatore aveva ripreso gli allenamenti al Comunale. Gozzi commenta: era giusto provarci. Chiavari ha incoronato i campioni d'Europa della canoa polo, una delle eccellenze sportive della città. L'obiettivo è valorizzare questa disciplina con strutture adeguate agli allenamenti. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio Oggi. Momento di festa questa mattina in Val Fontanabuona per la riapertura degli spazi della cava di Isolona di Orero. L'ingresso dell'antico sito estrattivo dove veniva lavorata l'ardesia è stato recuperato e rivalorizzato, così come i capannoni. È stato ricavato un luogo suggestivo che potrà ospitare eventi e attività ricreative. Sentiamo. Una cava abbandonata trasformata in una sala concerti con tanto di palco e un capannone per la lavorazione dell'ardesia, chiamato amichevolmente dai residenti di Orero Baraccun, diventato uno spazio per ricevimenti, mostre e riunioni aziendali. Torna così a nuova vita il sito estrattivo di Isolona d'Orero in Val Fontanabuona, prendendo il nome di Cava Ardè. A fare rinascere il sito, che negli anni 90 faceva parte della via dell'Ardesia, la signora Liliana Nelli, che da insegnante in pensione ha voluto recuperarlo nella sua bellezza, pensando per il prossimo futuro anche a un suo utilizzo didattico e formativo. Questo che io ho fatto non è nato come business e quindi uno si dimentica tutto quello che era dietro. Forse fa parte un po' del mio bagaglio culturale, diciamo scolastico, e quindi vorrei mantenere il lato culturale, quindi mettere in piedi un mini museo. Potremo sempre organizzare delle visite programmate con le scuole, con turisti e vediamo. Tante le autorità presenti al momento di festa per l'inaugurazione, presente anche il vescovo diocesano, Monsignor Alberto Tanasini. Il recupero del sito estrattivo di Isolona d'Orero rappresenta un segnale di rilancio per la vallata, che nel comparto ardesiaco ha comunque un importante capitolo della sua economia. Noi come comune di Orero fino a 15 anni fa lavoravano circa 250 operai, più l'indotto, diciamo che in effetti comunque l'Ardesia è ancora l'azienda principale perché impegna sul territorio circa 30 persone che sono importanti. Oltre al locale del Baraccun è stata riaperta anche la prima parte della cava dalla quale veniva estratta l'ardesia, una delle più antiche della Fontanabuona. Una delle prime cave, diciamo così, che sono state aperte in Fontanabuona all'inizio del 1900. E naturalmente è stata lavorata all'incirca fino al 1970-72 col relativo baraccun qua di fuori, adesso ristrutturato, perché è stata trasformata, messa in sicurezza, adatta proprio per la visita, e questo credo che rappresenti un plus anche per qualunque tipo di attività si voglia fare, perché è una cosa unica in Liguria e probabilmente anche in Italia. Oggi il sole ha regalato una giornata quasi estiva con temperature elevate soprattutto sulla costa, tanto da portare numerose persone in spiaggia. Il contesto è decisamente mite infatti per essere a metà ottobre. La rete osservativa Limet, intanto stiamo vedendo le immagini, ha registrato una temperatura massima di quasi 25 gradi a Moneglia, 23,4 a Rapallo, 22,6 a Chiavari. Nell'entroterra 22 gradi a Mezzanego, 13 al Prato della Cipolla. Ad approfittare di questa situazione, come state vedendo, tante persone, turisti e non, che hanno deciso di spendere alcune ore della giornata di oggi al mare. E nell'ambito della 55esima edizione della Fiera Internazionale del Turismo, che si è svolta a Rimini nei giorni scorsi, il sindaco Valentina Ghio ha colto l'occasione per fare il quadro generale dell'andamento turistico a Sestri Levante e presentare un primo bilancio per il nostro territorio, tenendo presente anche il crollo del Ponte Morandi di Genova, che, seppur ancora da verificare, ha giocato un ruolo fondamentale per quanto riguarda gli arrivi. Sentiamo l'intervista.
Si è conclusa da poco la Fiera Internazionale del Turismo a Rimini, com'è andata? È andata molto bene perché il territorio si è presentato in modo unito da Chiavari anche ai comuni diciamo delle Baie del Levante, quindi da Seste Levante, Levanto, Moneglia fino all'inizio delle Cinque Terre, sia con la presenza di amministratori che quindi hanno dimostrato che le istituzioni credono in questo progetto di promozione turistica integrata, ma soprattutto con la presenza di tanti operatori che in modo assiduo hanno lavorato incontrando tour operator e quindi promuovendo e anche realizzando insomma, degli accordi commerciali su pacchetti che riguardano il turismo del nostro territorio. Quindi sicuramente un'ottima occasione per promuovere Sestri ma anche tutto il territorio circostante. Nell'ambito di questo evento si può fare un bilancio del turismo per quanto riguarda il comune di Sestri Levante? Sì, non abbiamo ancora totalmente i dati definitivi del periodo e stiamo attendendo anche di capire se la tragedia del Ponte Morandi ha comportato delle flessioni nel periodo, appunto, soprattutto per il turismo francese, per il turismo che proviene dalla Francia e dalla Spagna. Sicuramente è accaduto per Genova e quindi cerchiamo di capire se è accaduto anche per il nostro territorio, ma in generale il bilancio devo dire che è positivo. In tutta la Liguria c'è stata un po' di flessione rispetto al 2017 che era stato un anno straordinario, quindi difficilmente replicabile. Seste Levante ha tenuto in qualche modo, la flessione è stata leggera perché il leggero calo di presenze italiane è stato compensato dall'incremento di presenze straniere e questo è un buon segnale perché significa che siamo sempre più conosciuti a livello internazionale, quindi c'è ancora tanto da lavorare ma complessivamente un bilancio positivo. Per quanto riguarda il crollo del Ponte Morandi di Genova andiamo sul sito dell'ANSA perché c'è questa notizia che riguarda gli sfollati che potranno rientrare nelle loro case il 18 o il 19 di ottobre per poter ritirare i loro beni. Ci sono ottime probabilità che già giovedì prossimo gli sfollati possano rientrare in casa per ritirare i loro effetti personali, altrimenti le operazioni slitteranno al giorno successivo. Abbiamo predisposto un piano, attendiamo il via dalla commissione tecnica. A dirlo il sindaco di Genova e commissario Marco Bucci a margine di un incontro con gli sfollati. Sarà un'operazione complessa, aggiunge, che durerà 15-20 giorni. Andremo avanti sino a quando tutti non saranno contenti. E nel tardo pomeriggio di oggi, tra l'altro, è stata riaperta al transito veicolare via 30 giugno in località Campi, nei pressi del ponte che si trova sul lato Ikea a Genova. L'evento era attesissimo dai residenti della zona poiché consentirà di collegare chi abita al di là del Ponte Morandi con San Pier d'Arena. L'altra grossa aspettativa è che questa arteria possa contribuire a decongestionare il casello autostradale di Bolzaneto e via Borzoli. Cambiamo tema, parliamo della seconda edizione del pranzo francescano che si è svolto al santuario di Sant'Antonio a Chiavari e che ha riscosso un significativo numero di partecipanti. 130 commensali che con la loro presenza hanno contribuito a raccogliere fondi per i lavori di restauro del prospetto nord dell'edificio sacro. Sentiamo. Quali sono le finalità di questa raccolta fondi? Ma la raccolta fondi è per poter continuare i lavori di restauro nella fiancata a nord del santuario che ha bisogno di rifacimento dell'intonaco e allora non abbiamo altra fonte che questa. Sì, qualche volta raccogliamo anche in chiesa, facciamo delle giornate un po' particolari per i lavori, però questo è un modo un po' diverso per raccogliere. La gente lo dà volentieri, viene volentieri e dà volentieri, sì. Anche dopo la partenza della comunità dei frati, questo santuario è rimasto nel cuore dei chiavaresi, di questo quartiere? Quella zona qui è la zona dei frati, si continua a dire, perché è così. Poi i frati non ci sono più, per Sant'Antonio quello è rimasto. Mai la comunità dell'Anfas è una parte integrante di questa realtà? Noi ci sentiamo parte e mi fa piacere anche che loro si sentano parte in modo che possiamo davvero ritornare a quando il convento era parte del territorio, del rione, quindi è bello viverlo insieme. Sì. Il coro non canta soltanto, è anche capace a rimboccarsi le maniche a fare dell'altro. Assolutamente sì, il coro antoniano per questo santuario è sempre pronto a rimboccarsi le maniche per qualsiasi cosa, non solo la musica ma anche la cucina, servire a tavola e poi insomma quando nascono le idee si trovano sempre poi le braccia pronte per metterle in pratica. È rimasto forte questo legame con il santuario? Sì, assolutamente sì. Abbiamo passato momenti tristi,
però abbiamo trovato comunque la forza di ricominciare, andare avanti. Abbiamo avuto il dono di diversi sacerdoti e adesso di Don Pino, che ci accompagnano sempre, e stiamo cercando di costruire nuove cose, portando avanti quelle che già avevamo, e non abbandoniamo questo santuario, rimaniamo sicuramente qui. Vediamo alcuni appuntamenti diocesani. La comunità di San Bartolomeo della Ginestra, Sesti Levante, celebra la solennità di Nostra Signora del Soccorso. Domani, giorno della festa, messa solenne alle ore 11, celebrata dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini. Alle 16:30 la liturgia dei Vespri, guidata da Don Matteo Prettico, seguirà la processione. Alle 17:30 invece la messa nella chiesa parrocchiale. Domani pomeriggio poi il Vescovo conferirà il mandato ai catechisti della diocesi. Alle 15:30 l'appuntamento in cattedrale a Chiavari. Si tratta di un momento personale ma anche di comunità, a cui tutti coloro che sono impegnati durante l'anno nell'attività di formazione dei più piccoli sono chiamati a partecipare. La cerimonia, questo momento, sarà trasmesso in diretta su Telepace 1 al canale 15. Oggi pomeriggio si è svolta la festa di inizio d'anno all'oratorio salesiano Maria Ausiliatrice di Monleone di Cicagna. Dopo la messa, presieduta dal sacerdote salesiano Don Simone Indiati, si è svolto un momento di convivialità. Infine la presentazione delle attività che si svolgeranno quest'anno per i genitori e i ragazzi. Vedete le immagini, tra queste attività ci sono teatro, danza, pittura, scacchi e pattinaggio. Lo scopo dell'oratorio è di proporre lavori formativi, gioco libero e momenti dedicati alla formazione salesiana. Il tema trainante di quest'anno è "Io sono una missione per la vita degli altri" ed è un invito ad essere sempre in uno spirito di servizio anche durante la vita quotidiana. Ricordiamo che l'oratorio è aperto tutti i giorni dalle 15 alle 18, compreso il sabato. Avete visto le immagini girate questo pomeriggio, ce ne occuperemo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Adesso cambiamo tema e parliamo di Anna che sorride alla pioggia, ed è il titolo di un romanzo dove si parla di famiglia, di amore e di unicità. L'autore, Guido Marangoni, è il papà della piccola Anna, figlia terzogenita affetta dalla sindrome di Down. Il sorriso della bimba ha dato lo spunto per un libro che a sua volta ha ispirato uno spettacolo che Marangoni sta portando in giro per l'Italia. Dal titolo "Siamo fatti diversi perché siamo poesia". Ieri sera la tappa a Chiavari, vediamo. Confezioniamo un mazzo di fiori di diverse forme, di tutti i colori. Mettiamo la violetta con il suo profumo, ma anche una calla che non ne ha nessuna. Una rosa rossa con le sue spine e le margherite così carine. Non un unico fiore, ma un'ampia varietà, perché ognuno ha la sua peculiarità. Stare lì a scegliere è tempo perso, ognuno per bellezza è unico e diverso. Sentirsi dire sei unico è una delle cose più belle che ci possono capitare. Beh, provate a pensare a quella stessa persona che invece ci dicesse sei diversa, sei diverso. Come ci sentiamo? Non ci fa lo stesso effetto di sentirsi dire sei unico, no? Però se ci pensate bene bene bene, o bene bene bene, non so come si dice qui, sta dicendo esattamente la stessa cosa. Ma non è una sfumatura uno dell'altro, è esattamente la stessa cosa. Una persona è unica perché è diversa da tutte le altre e è diversa proprio perché è unica. Noi qui dentro siamo un inno alla diversità, una lode alla diversità. Siamo tutti diversi e tanto diversi. Ecco, io credo veramente nella potenza generativa delle parole e quindi credo che ognuno di noi dovrebbe restituire alla parola diverso, diversità, la bellezza generativa che ha dentro di sé. Che sorride alla pioggia, facci buttare via l'ombrello, coprirsi non serve, bagnarsi è bello, forse non ci avevo pensato, siamo fatti diversi perché siamo poesia. Avete ascoltato uno stralcio della serata allo spettacolo interamente proposto questa sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Domani si celebra la 19ª giornata europea della cultura ebraica, manifestazione che invita a conoscere e approfondire la storia, le tradizioni e la cultura degli ebrei. Città capofila dove si inaugura la manifestazione è Genova. Domattina alle 10 nella sinagoga di via Bertora 6 si terrà la cerimonia di inaugurazione che si aprirà con un momento di preghiera e di ricordo delle vittime
della tragedia del Ponte Morandi. Nel pomeriggio alle 16, tavola rotonda sul tema letteratura ebraica tra tradizione, modernità e lingua. La manifestazione si chiuderà alle 20:30 al Teatro della Tosse con lo spettacolo Il violinista sul tetto. Oggi alla Società Economica di Chiavari sono stati consegnati i premi agli studenti meritevoli del Tigullio e agli operatori locali dediti a iniziative sociali di pubblica utilità. I riconoscimenti sono quelli del Rotary Club Rapallo Tigullio e della Fondazione Mario e Lina Zavattaro. Il Rotary in particolare ha consegnato il premio agli alunni più bravi che lo scorso anno hanno concluso la terza media. La Fondazione invece ha premiato i ragazzi di terza superiore e alcuni universitari. Il riconoscimento è andato anche a 3 allievi del Villaggio del Ragazzo. Infine un contributo è andato ai centri di riabilitazione disabili o per opere sociali come l'Anfas di Rapallo, l'Anfas di Chiavari, il Centro Benedetto Acquarone e i Frati Cappuccini di Viale Tappani. Avete visto le riprese, ne parleremo ancora nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Andiamo adesso a Sesti Levante, dove questa mattina si è aperta Libri in Baia, la fiera del libro e dell'editoria allestita all'ex convento dell'Annunziata. La seconda edizione ha avuto come madrina la scrittrice chiavarese Valeria Corciolani. La fiera è aperta ancora domani, è un'occasione per partecipare alla presentazione di alcuni libri, a workshop, a incontri con gli autori, con particolare attenzione agli scrittori e agli editori locali. Siamo andati a vedere. Qual è il ruolo della lettura, del libro oggi e soprattutto che rapporto con i giovani? Questo è un rapporto a mio avviso un po' stentato, un po' difficoltoso. Forse i ragazzi adesso sono abituati a un ritmo più veloce, quello delle fiction televisive, delle serie TV, per cui magari è utile non cercare di assecondare questo loro desiderio di velocità, quindi invece di tentare di farli avvicinare magari ai testi che sono stati importanti per noi, che adesso oggettivamente magari non possono più raccogliere il loro interesse, forse è bello far seguire loro i loro desideri, farli prendere proprio contatto con il libro, seguendo ciò che loro possono amare, quindi magari titoli nuovi o leggere quello che loro magari hanno già visto in TV. Quali sono gli appuntamenti più sentiti in questi 2 giorni? Sicuramente le presentazioni degli autori. Domani ci saranno nomi a livello nazionale come Alice Basso, Barbara Fiorio, che lei è genovese ma conosciuta ormai a livello nazionale, Roberto Centazzo, solo per dire i nomi più conosciuti. Poi sul palco qua dell'Aga invece abbiamo gli autori che sono anche in fiera, che presentano le loro opere. Quante case editrici e banchetti coinvolge Libri in Baia? In totale tra autori, editori, associazioni culturali, librerie, professionisti, domani arriviamo a 32. Oggi un po' meno, domani a 32. Sì. C'è un'altra manifestazione che prosegue domani. I volontari di protezione civile saranno in piazza Matteotti ancora a Chiavari per la campagna nazionale Io non rischio. Le persone interessate saranno informate sui comportamenti da attuare in caso di evento alluvionale. Solo oggi al gazebo ci sono stati circa 800 contatti. Sentiamo. Qual è l'importanza di organizzare questa manifestazione Io non rischio nelle piazze, proprio a contatto con la gente? È una campagna che noi abbiamo iniziato a fare nel 2015, è una campagna che vuole il Dipartimento, ci sono 400 piazze in Italia impegnate in questo weekend a fare la medesima cosa. Alcune piazze parlano di terremoto, alcune di maremoto, alcune di alluvione. Chiavari è qui presente per il rischio alluvionale perché è il rischio maggiore che ha questa località, diciamo tutta la zona. E vedo che comunque le persone un po', se vogliamo, hanno anche subito 3 anni fa nel 2014 questi giorni hanno subito proprio grosse problematiche, per cui sono più sensibili di altri, però vedo che si avvicinano, sono curiosi, possono vedere le fotografie dell'epoca, alcuni filmati che abbiamo realizzato, diciamo, in quei giorni, e le persone, ecco, le vedo molto interessate. Più la gente è informata meglio saremo. Le persone devono pensare a se stesse, non pensare ai beni materiali che si possono sempre riacquistare, ma la vita è una, quindi devi pensare alla vita, e purtroppo ci sono persone che ancora oggi perdono la vita per distrarsi o per errori proprio molto elementari da evitare.
Quali sono i principali accorgimenti per ridurre al minimo il rischio in caso di alluvione? Siccome le allerte vengono anche messe con un certo preavviso, quindi abbiamo il tempo di ricoverare i nostri mezzi in posti dove non ci sia pericolo e soprattutto evitare di prendere l'ascensore, accorgimenti basilari, cercare di stare al riparo, a ridosso in casa, di muoversi con i mezzi pubblici se è il caso, ma mai con i mezzi privati. E il fenomeno poi è un fenomeno che comunque dura poche ore, per cui avremo nell'arco delle 8, 10, 12 ore al massimo un miglioramento della situazione, per cui le cose si superano. Le scuole sono chiuse, quindi cerchiamo di non uscire con i bambini. In caso di allerta in corso i bambini dovrebbero rimanere nelle scuole se succede nel durante, per cui uscire dalle scuole quando la situazione è in sicurezza. E per quanto riguarda le persone anziane soprattutto, ecco, magari stare in casa, non muoversi, non portarsi fuori in zone pericolose. Per la cronaca, oggi nel primo pomeriggio i vigili del fuoco di Rapallo sono stati chiamati per soccorrere una donna che si era fratturata una gamba mentre passeggiava sul monte di Portofino. Per trasferirla in ospedale è stato necessario l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco di Genova. Questa mattina, intorno alle 9:40, in piazza 27 dicembre a Zoagli, un anziano è stato colpito da un arresto cardiaco improvviso. In suo soccorso è intervenuto un ristoratore della zona che, grazie al cardiodefibrillatore installato e donato al comune lo scorso aprile, ha iniziato ad eseguire, seguito telefonicamente dagli operatori del 118, le manovre di rianimazione. Nel frattempo è sopraggiunta l'ambulanza che ha condotto l'uomo in ospedale, per fortuna in stabili condizioni di salute. Siamo così agli appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per domenica 14 ottobre, seconda giornata del mercatino dell'antiquariato dalle 8 alle 20 per le vie del centro storico di Chiavari. In occasione dei 30 anni dell'istituzione dell'Oasi del Fiumentella, dalle 8:45 alle 12:30 si terrà un'escursione naturalistica con l'osservazione degli uccelli migratori diretti in Africa. Il punto di ritrovo è dall'ex piscina del Lido. Escursione al quadrivio del Dragonale nel comune di Rezzoaglio. L'appuntamento è alle 9:15 a Villanoce. Escursione sempre in Val d'Aveto alla scoperta della geodiversità e della biodiversità. Il ritrovo alle 9:30 dalle casermette del Penna, il rientro alle 16. Dalle 9:30 alle 12 nella sala Livellara di Via del Pino a Chiavari si riunirà il Circolo Culturale Filatelico Numismatico Chiavarese, a cui possono partecipare tutti gli appassionati di numismatica e cartofilia. Castagnata sulla ciclovia dell'Ardesia promossa da FIAB Tigullio. Per chi parte da Sesti Levante l'appuntamento è alle 10 in piazza Lavoratori Fit di fronte alla Coop. Per chi parte da Lavagna invece sarà alle 10:30 nell'area Pericani alla Foce dell'Entella. Cibo e musica per la 34esima mostra e fiera del fungo e sagra della ballotta di Gattorna. A partire dalle 10 l'apertura della mostra micologica, alle 12 e alle 19 gli stand gastronomici, dalle 15:30 e alle 21 musica con l'orchestra Davide Aramini. Seconda giornata dedicata all'arte contemporanea, dalle 10 alle 19 al Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure sarà possibile visionare la proiezione Camera con video. Al Museo Archeologico di Chiavari è in programma un laboratorio per famiglie con bambini dalle 10:30. Il tema, una proposta di lettura di dischi metallici provenienti dalla necropoli protostorica della città. Castagnata e gara di torte, a partire dalle 14:30 l'appuntamento è al Parco delle Fontanine di Rapallo. In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, il Museo Archeologico di Sesti Levante proporrà laboratori per famiglie con bambini, appuntamento alle 15 e alle 16. Alle 17, nel Palazzo Ravaschieri di Chiavari, si aprirà la stagione concertistica Le Vie del Barocco, organizzata dal Collegium Pro Musica. Ad esibirsi due musicisti di livello internazionale, il flautista portoghese Luís Meireles e il pianista Pierluigi Camicia. Sempre alle 17, ma all'Oratorio Sant'Erasmo di Sori, si terrà il concerto Dal classico all'opera, promosso dall'Associazione Musica Amica di Genova. In scena la pianista Cinzia Bartoli e la flautista Giovanna Savino. Infine, nell'ambito del Sibelius Festival, alle 21 all'Auditorium San Francesco di Chiavari, Peter Fischer si esibirà al violino e Margaret Fingerhut al pianoforte. Fine settimana con le giornate FAI d'autunno. Su tutto il territorio nazionale si potranno visitare 660 luoghi di solito inaccessibili o poco valorizzati in 250 città italiane. Tra le aperture, gli itinerari proposti in Liguria, spicca la gita al faro di Portofino, che dopo 14 anni è tornato ad avere un guardiano. Il faro sarà aperto ancora domani dalle 10 alle 18 e non finisce qui, perché a Lavagna è visitabile Casa Carbone, sempre dalle 10 alle 18, e l'abbazia di San Fruttuoso sarà aperta dalle 10 alle 15
15:45. Sul sito del FAI, inoltre, www.fondoambiente.it, è possibile votare il luogo del cuore e ci sono siti anche del Tigullio, tra i quali l'Abbazia di Borzone, che al momento è quello più votato del nostro territorio. Siamo così allo sport. Oggi, dopo neppure una settimana dal primo allenamento con la Virtus Entella, Antonio Cassano ha dato l'addio al calcio. Lo ha fatto con una lettera diffusa nel primo pomeriggio di oggi. In questi giorni di allenamento, spiega Cassano, ho capito che non ho più la testa per allenarmi con continuità. Per giocare a pallone, prosegue, servono passione e talento, ma soprattutto ci vuole determinazione ed io in questo momento ho altre priorità. Sul sito della Virtus Entella è arrivata la replica del presidente Antonio Gozzi, anche in questo caso in forma di lettera. Sapevo che sarebbe stata una scommessa difficile da vincere, ma era giusto provarci, scrive Gozzi, per poi concludere: i patti erano chiari, mettiamoci alla prova senza vincoli. Per una settimana il nostro e il tuo sogno hanno costeggiato la realtà e tutto il mondo ha parlato di noi. Ma le motivazioni e gli stimoli, conclude Gozzi, li dovevi trovare soltanto tu, l'Entella non poteva fare di più. Cambiamo tema. In ambito sportivo, Chiavari ha festeggiato i campioni d'Europa della canoa polo. A quasi un mese dallo storico traguardo, la città ha voluto dare un tributo e dunque un doveroso omaggio agli atleti che rappresentano un'eccellenza sportiva in ambito mondiale. Sentiamo. They go to their go-to man, Jack Playford, and he scores them the equaliser. Now there we get a lesson. Questa storia di questa squadra è arrivata finalmente a un compimento, a un sogno che si è avverato. Sì, sì, assolutamente. Poi, come abbiamo detto più volte, per una realtà come Chiavari, no? Rispetto alle realtà con cui ci andiamo a scontrare e con tutte le difficoltà del caso, siamo riusciti a fare qualcosa davvero di grande. E questo è la fine, è un traguardo importante che ci eravamo prefissati e che fortunatamente siamo riusciti a raggiungere. In questi anni siamo sempre stati ad altissimo livello e siamo riusciti a chiudere questo ciclo. Ora aspetterà a noi riconfermarci a livello europeo. Io c'ero ed è stata una cosa emozionantissima, indescrivibile, un'emozione fortissima, la squadra ha girato benissimo. Inspiegabile. Parliamo anche un po' dell'ambiente. Noi abbiamo visto, insomma, com'era l'acqua, fredda, temperatura. Essendo il primo weekend di settembre, rispetto all'Italia era molto freddo, perché ovviamente in Inghilterra fa freddo. È un weekend molto complicato, molto competitivo, perché ci sono le prime due squadre di ogni campionato europeo, esatto, dalla Spagna alla Francia, Germania, tutti praticamente. È molto impegnativo perché sono tante partite in 2 giorni, in un arco di tempo breve, quindi abbiamo giocato la domenica la fase eliminatoria, abbiamo iniziato alle 7 del mattino con l'ottavo di finale, poi alle 9:30 al quarto, la semifinale contro il Siracusa alle 11:30 e poi finalmente la finale alle 3. Una giornata infinita, veramente. Una giornata è cominciata bene, però finita molto bene. Finita benissimo, come sognavamo da anni, veramente. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato del campionato di Serie A di bocce che ha preso il via oggi e nel pomeriggio si è disputata sui campi di Corso Colombo a Chiavari la prima partita del campionato tra la bocciofila chiavarese e il Ferriera Torino, terminata sul risultato di parità 23-23. Con le notizie di sport si conclude il telegiornale, l'informazione locale torna lunedì mattina alle 7:30 con il Buongiorno di Telepace condotto da Marco Ravello. Io vi ricordo ancora l'appuntamento in diretta domani a partire dalle 15:30 dalla Cattedrale di Chiavari per la consegna del mandato da parte del Vescovo ai catechisti della diocesi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti, arrivederci.